che si inizia appoggiandolo comodo per Cogoni, classe 2000, voluto fortemente dalla società, arrivato e subito con lavoro si è imposto, mentre il regalo al Tortolì, Boi sul smancino, Boi grosso, l'ha tenuta. Pressione su Pandori che prova anche a metterla in mezzo, la tocca Manconi, la tiene in campo, cross in mezzo, arriva Nenna con la testa, la gira male, palla che si perde sul fondo, risponde il Pirri, prima chance per i padroni di casa, con la palla però molto lontana dallo specchio della porta. Ha vinto contro di lui Cogoni, poi adesso sulla tre quarti, allarga per Orru, sono in tre dentro l'area, guarda Orru, crossa di testa, il colpo di testa che va sul fondo. Si tratta di Manconi che era rimasto basso, il lancio in avanti nella zona di Nenna, splendido il controllo, scusate, di Palmas, cross per l'arrivo di Pandori, grande inserimento, gran visione di Palmas, colpo di testa di poco sul fondo. Si è approfittato Pili per lamentarsi ancora con l'assistente in questo caso per chiedere la munizione di che, ma adesso la punizione per il Pirri, cerca la porta Nenna, facile per Marongiu, Contu passa, Boi pressato, si deve girare, riesce, tiene anche col fisico, passa Boi, cerca la porta, la palla si abbassa insidiosa e adesso si va con il cross, il colpo di testa di Cogoni, poi si complica la vita Boi, arriva Mastromarino, passa, aiutato anche da lui, ancora Mastromarino, calcia di forza, ma la mette sul fondo. Ferrareis cerca ancora Serra che cerca la conclusione col mancino, Cocco toccato, calcio di rigore, ha fischiato Rosati. Marco Boi l'ha sfiorata grosso ma l'ha incrociata benissimo, il 10 del Tortolì, secondo gol consecutivo ma soprattutto ce l'ha scritto sulla maglia e 1-0 per il Tortolì. Episodio a freddo che adesso metterà a dura prova anche la forza mentale del Pirri che nel finale di primo tempo stava facendo di più del Tortolì in mezzo al campo. Contu ha spazio per controllare e guardare, vorrebbe dall'altra parte essere servito Cocco che adesso viene anche incontro, Contu, Ferrarei, si gira in un lampo e il palo, calcio d'angolo, c'è stata la deviazione. Kabidu, controllo non facile, così, ne approfitta Orru che cerca Cocco, vediamo se prova adesso a scattare con la sua velocità, sceglie di farsi aiutare, Boi a sinistra Contu, occhio a Contu perché anche il dribbling e poteva affrontare Palma, ci sta pensando, Contu ancora c'è sul mancino, la incrocia, diventa buona per Cocco che la alza sopra la traversa. Proteste che sono delle Pirri. Hai sentito anche tu? Orru per Boi che può girarsi, può pensare al tiro, lo fa grosso in due tempi, la tiene, aiutato poi Federico Serra, non benissimo, Corda, Nenna passa, va con il lancio verso Mastromarino, sposta a sinistra, il controllo di Mastromarino che va col pallonetto fuori di pochissimo. Quello che manca al Pirri in questo momento è una punta di peso per sopperire alle difficoltà fisiche dei suoi giovani, bravi ma pur sempre piccoletti attaccanti. Occhio per questo cross per il pareggio, subito appena entrato Tommaso Catta. Non sarà di peso fisico ma è arrivato col tempo giusto, dimenticato dalla difesa del Tortolì ed è 1-1 a Molino Becciu, poi il pugno verso i suoi tifosi. Poi però poteva fare di più, mentre dall'altra parte Mastromarino messo giù, calcio di rigore. Intanto ha fischiato Rosati. Mastromarino all'angolino e il Pirri è in vantaggio, in rimonta all'ultimo perché ci ha creduto di più. E in queste partite chi ci crede di più alla fine la vince. Mastromarino, lucido al dischetto, Marongiu si piega, però lui ha fatto il massimo, l'ha sfiorato quel pallone, non poteva arrivarci. 2-1 Pirri, potrebbe fischiare da un momento all'altro adesso Rosati, credo 5 secondi e fischierà, vediamo.
Lui, colpetto, c'è Pandori che la porta dove non c'è pressione e allora fischia 3 volte Rosati in rimonta, vince il Pirri sul Tortolì, è successo tutto nel secondo tempo, prima il rigore segnato da Marco Boi, poi il pareggio del non entrato Catta e all'ultimo dal dischetto ci ha pensato Mastro Marino.